I bambini dormono troppo poco e dormire poco potrebbe provocare in loro comportamenti a rischio in futuro. Lo studio appena concluso dello psichiatra Luigi Galimberti della Fondazione Novella Fronda con il progetto Sonno e qualità della vita ha coinvolto 619 famiglie residenti nelle province di Padova e Rovigo con figli da 1 a 5 anni. Ne emerge che il 25% dei bambini dorme meno del necessario. Dormire poco non fa bene al corpo umano. Nel cervello del bambino, che è in fase di evoluzione, i danni sono molto più pesanti e sono dovuti al fatto che un paio di trasmettitori che si chiamano dopamina, quello del piacere, e quello della felicità, serotonina, vanno prodotti in maniera insufficiente e portano un bambino al risveglio in condizioni di irritabilità, cattiva concentrazione, aggressività e via via salendo con comportamenti che poi possono sfociare in bullismo, in tentativi autosuicidari, tentativi di autoferimento, guida in stato d'ebbrezza, violenze sessuali e tutte le cose che voi ci elargite tutti i giorni nei giornali. Se non corretti nelle abitudini del sonno, in futuro i bambini potrebbero sviluppare aggressività, bullismo e dipendenze. Dovremmo come istituzioni e come scuole anche a spingere i genitori che possano davvero preoccuparsi di questo. Si diceva che i bisogni dei bambini non sono solo il mangiare, il bere e la cura, ma c'è anche bisogno del sonno, che è un elemento fondamentale. Educare un bambino a dormire bene e il necessario, secondo lo studio del professor Galimberti, porterà poi a un benessere negli anni. Permetterebbe di rovesciare la situazione attuale facendo invertire la tendenza, cioè tutta una serie di malanni che osserviamo oggi nella popolazione giovanile sarebbero drasticamente ridotti se la gente ricominciasse a dormire quello che serve.